Sconosciute al fisco, almeno fino a pochi giorni fa, quando l'Agenzia delle Entrate ha chiuso l'operazione Case Fantasma, garage trasformati in appartamenti, case rurali, casali diventati case di lusso che non sono sfuggiti alla lente di ingrandimento dell'Agenzia delle Entrate. L'operazione ha così permesso di scovare in tutto il Veneto oltre 25.000 unità immobiliari non censite, come dire inesistenti nelle carte ufficiali. Per una rendita catastale presunta, cioè attribuita d'ufficio, dal momento che i proprietari non hanno provveduto volontariamente al disbrigo delle pratiche di accatastamento, di quasi 12 milioni di euro. Noi siamo impegnati in una serie di progetti ad alta valenza fiscale proprio per combattere il fenomeno dell'evasione e dell'elusione fiscale nel settore degli immobili. L'attività di controllo, come spiega il direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata infatti realizzata grazie all'incrocio delle mappe catastali con le immagini aeree. Tra le rendite recuperate vanno aggiunte anche quelle di immobili denunciati con categoria più bassa del reale o case che hanno accresciuto il loro valore immobiliare e che i proprietari hanno provveduto spontaneamente ad aggiornare davanti al catasto entro la data del 30 novembre 2012. E così in tutto il Veneto l'emersione immobiliare arriva a oltre 62.000 unità, per una rendita totale di oltre 42 milioni di euro. La maglia nera in Veneto va a Treviso, dove sono state scovate 11.439 case fantasma, per una rendita presunta di oltre 5 milioni di euro. Seguono le province di Verona, Vicenza e Venezia.